sei qui per dire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire. Sì, il meglio deve ancora venire. A tutto campo il meglio ritorna all'approfondimento del giovedì su FVG Sport Channel. Un saluto come sempre a Massimo Rari, al mio fianco c'è Mattia Pertoldi, uno dei nostri opinionisti. Mattia Pertoldi, Messaggero Veneto. Ciao Mattia. Ciao Massimo, ciao a tutti gli spettatori. Questo programma che tra l'altro, piccola curiosità, l'appuntamento settimanale partì con questo io un po' di anni fa, 3 anni fa, e c'eri anche tu al tempo. Il giovedì. Qualcosa è cambiato, no? Siete cresciuti direi discretamente bene, mi pare. Fate un ottimo lavoro, un ottimo servizio per tutti i dilettanti, e mi sembra che anche nei campi sia della provincia che della regione riusciate a ottenere le soddisfazioni che meritate. E questo è l'appuntamento, noi lo chiamiamo il meglio, no? Con la nostra filosofia appunto che il meglio deve ancora venire, rubando la canzone a Ligabue, diciamo, noi cerchiamo sempre di migliorarci. Questo approfondimento va a ripercorrere quelle che sono state le migliori giocate del fine settimana che noi abbiamo raccontato, ma poi anche ad analizzare certi temi, tipo in questo primo giovedì si parte con il mese di ottobre con questo programma. C'è la Coppa Italia di eccellenza giocata ieri, possiamo subito vedere anche i risultati dei quarti di finale, subito si arriva alla semifinale, quindi Chios-Virtus-Corno, una vittoria della squadra di Vittorio per 2-0, Cerlis Muzzane vince i calci di rigore 5-4 col Fontanafredda, Gemonesi e SM vincono in trasferta a Simonetti i ragazzi di Franti 2-1, il Kras batte nettamente il 13° 4-1 con doppietta di Corvaglia e Knežević. Prima di vedere le immagini commentiamo una cosa Mattia, io ieri sera ne parlavo in cronaca con Magrini, siamo ad ottobre, già quarti di finale, è una formula fin troppo veloce questa della Coppa secondo te? No, personalmente non lo ritengo troppo veloce, per il semplice motivo che mi sembra che grazie a Dio quest'anno turni infrasettimanali non dovremo averne, visto che non abbiamo gironi a 17 certo. Problemi vari, quindi più in là vai, secondo me più diventa anche problematico con le basse temperature giocare, e poi c'è sempre questa spada di Damocle che è dovuto al fatto che la federazione italiana, quindi la federazione di Roma, vuole il nominativo della squadra che parteciperà alle fasi nazionali entro l'inizio di gennaio. Io credo che tutto sommato vada bene così, poi possiamo discutere se l'eliminazione diretta è meglio il girone, la formula, quello si può discutere, ma sulle tempistiche giusto così. Beh, certo è che facciamo un esempio, Cerlis Muzzane che ha detto chiaramente all'inizio stagione l'obiettivo è la Coppa Italia, ecco che ieri era già una partita all'inizio ottobre, cioè sul nascere della stagione in pratica ancora, era già un obiettivo importante, era già un momento importante che nella stagione. Sicuramente era un momento importante, però è anche vero che queste cose possono capitare a tutti. Sì, certo. Dipende dal sorteggio, dipende chi trovi, chi non trovi, cioè, con tutto il rispetto, avesse trovato magari il 13° piuttosto che il Fontanafredda sarebbe stato forse sulla carta un pochino più. Invece ha trovato un Fontanafredda che un po' rimaneggiato, però rappresentava comunque forse uno degli ostacoli più difficili. Senza ombra di dubbio, grande squadra, grandi giocatori, da Visentin, Moras non c'era, però voglio dire, un giocatore che conosciamo, il portiere piccolo, un allenatore preparato come De Pieri, reduce da un'ottima prestazione nella giornata precedente, insomma, voglio dire, aver vinto pure ai rigori, soffrendo questa partita può essere un'iniezione anche di fiducia per una squadra che non era partita proprio benissimo. Infatti, allora partiamo da questa gara con le immagini, ieri l'abbiamo seguita, dopo a tutto campo alle 21 ci sarà l'integrale che potete vedere di Cerlis Muzzane Fontanafredda, invece adesso la sintesi, vediamo. C'è una squadra che ha le certezze, che è una grande, il Fontanafredda è una squadra che vuole diventarlo, e la Coppa Italia è il suo obiettivo stagionale. Monocunto, lo stop, si aggiusta il pallone, il sinistro è debole, sulla destra piccolo compie di fatto la prima parata dell'incontro. Attenzione, altra rimessa alla traversa, poi il salvataggio, praticamente un miracolo quello di
Cordazzo, no, ha salvato il numero 6. Attenzione ancora sulla destra. Però ancora pericoloso Cernis Muzzane, dalla destra, cross al centro, ancora una volta si salva il Fontanafredda. Di questo calcio di punizione, movimento in area, sinistro direttamente su Clemente, Clemente c'è e riesce a respingere e allontanare la minaccia. Di testa di Dalcin che tiene viva l'azione, poi Grotto, ancora il numero 4, il movimento di Salvador, si gira bene ma lo anticipa Clemente che legge benissimo le intenzioni dell'attaccante. Politi sbaglia in un primo momento ma poi riesce a servire il destro di Gropp, proprio lui l'attaccante che può far male, non ha inquadrato la porta, non di molto fuori però, la passa, buono Cunto, fuori, resta lì ed è gol, Cernis Muzzane 1, Fontanafredda 0, questo è il gol che può decidere l'incontro, Marangone 1-0. Valent porta palla, adesso gioca per Grotto, però lo scambio in area, Grotto al limite, il destro, respinge Clemente, c'è sulla traiettoria il numero 1 del Cernis Muzzane, era ben posizionato e ha fermato la conclusione di un altro tra i migliori in campo. Poi Caldato, Alcantara in ritardo il Politi. Calcio di punizione, l'arbitro il tocco sbagliato ma tira in porta, Fontanafredda 1, Cernis Muzzane 1, tutto da rifare come non fosse successo niente, ha segnato Salvador, sembrava un po' lungo il tocco di Grotto e invece no, bucato Clemente. Ma attenzione a Fontanafredda perché appunto non è finita, c'è ancora Grotto, il tiro sul secondo palo, si distende Clemente, fuori di poco. Parte Visentin contro Clemente e eccolo qua l'errore del Fontanafredda, lui che ha portato in vantaggio Cernis Muzzane contro Piccolo, Marangone, Piccolo para e gli dice no. Alcantara, terzo rigore sempre 2-2 contro Clemente, Alcantara, Clemente e anche lui si dimostra grande con questa parata, si resta 2-2. Battestin ha fischiato ferro, attenzione, decisivo, parte Battestin. Il destro non sbaglia, il Cernis Muzzane è in semifinale, ci va dopo i calci di rigore, semifinale di Coppa Italia per il presidente Zanutta e quindi il suo obiettivo a questo punto è più vicino. Obiettivo più vicino per il Cernis Muzzane, una gara non bellissima, questa l'abbiamo riassunta calcolando che ci sono stati anche 2 tempi supplementari, poche le occasioni, ma diciamo che conta il risultato finale, no? Beh, direi proprio di sì. All'onore del vero, vedendo anche la prima frazione, mi sembra che il Chiarlini tutto sommato abbia meritato. Io ho visto soltanto il secondo supplementare ieri, più o meno abbastanza equilibrato, a parte la rete su punizione del Fontanafredda, però credo che tutto sommato dispiace al Fontanafredda per aver più che altro faticato così tanto. Da quello che sappiamo, appunto, il presidente Zanutta invece ci crede molto, ci punta alla Coppa Italia e quindi bene per lui, gli auguro, insomma, adesso ha un'altra semifinale tosta, perché comunque andare a giocare a Chions, giocano a Chions non è facile, è vero che magari il Chions non è neopromossa, tutto quello che volete, però ha giocatori comunque di un certo impatto, ma d'altronde se si vogliono vincere i trofei in un girone a 16 le grandi squadre l'hanno affrontato. Ecco Mattia, diciamo che Clemente si è riscattato dopo un gol che forse un pochino tra virgolette c'era sulla coscienza, però poi secondo me su Alcantara quel rigore lo para. Sì, lo para, è vero che calcia a mezza altezza e dicono gli esperti che sia quello più facile da parare per un portiere, però è una gran bella parata. Sì, sul gol onestamente forse qualche colpa ce l'ha, più che altro per non aver fatto forse spostare i 2 uomini in più che si erano messi a copertura della visuale quando i 2 giocatori del Fontanafredda si erano posizionati attaccati alla barriera. Però è anche vero che magari in quelle occasioni lì ci può stare, ha calciato bene, centrale, ma un bel tiro. 1-1 dopo hanno deciso i rigori, quindi per il Cernis Muzzane e Fontanafredda, ma quello che conta, dicevamo, è il risultato. Arriva in semifinale la squadra di Zanutta. Mattia, l'abbiamo detto più volte, questo è l'obiettivo, perché la Coppa alla fine magari in questo momento è difficile trattarla con il giusto peso, sì. Però
a dicembre, quando ti giochi la finale, diventa interessante, no? È un po' come la Coppa Italia dei professionisti in Serie A. Dà fastidio a settembre, poi quando cominci ad arrivare ad un certo livello cominci a diventare un pochino più interessante. Se è vero che in Serie A hanno modulato un regolamento per il quale le prime 8 di campionato praticamente entrano dagli ottavi di finale e a partita secca in casa e quindi hanno un certo tipo di interesse, secondo me questa formula con il girone eliminatorio ad agosto, a partita secca, non andata e ritorno, e poi subito legare all'eliminazione diretta, può far sì che anche le grandi squadre per i nostri livelli possono avere un interesse non più relativo soltanto per la Coppa. Alla fine alzi sempre un trofeo. Sì, certo. Poi se ti può andare bene, è vero che cioè il percorso poi è lungo, tortuoso, è quasi impossibile in realtà come quelle friulane dove ti alleni la sera, però c'è sempre quella possibilità di arrivare in Serie D, se dice la Coppa Italia. È vero, non bisogna dimenticarlo. Al di là di quello che sarà poi la Coppa, che è questo obiettivo di alzare questo trofeo regionale e poi nazionale, se posso, magari il Chiarlins è anche strutturato per questo tipo di competizioni. Secondo me è più forse una formazione da partita secca che da campionato. Ecco, perché... Infatti volevo dire, al di là di quello che sarà poi la Coppa Italia, però queste partite dicono che in campionato il Cerlinse può essere tornato, confermano, gradisca, Chions e per certi versi in certe gare anche la superiorità del CRAS. Sono anche un po' specchio dell'attuale momento del campionato? Senza ombra di dubbio, io con tutto il rispetto per i ragazzi di Franti non credo ad un ISM che possa lottare fino in fondo. Però oggi c'è, ma le sorprese di inizio stagione ci sono sempre. È tutto fieno in cascina per Franti e i suoi ragazzi poi per salvarsi. I punti contano uguali, ogni tanto mi fa sorridere, ma tanto è la prima, tanto è la seconda, sì, ma i 3 punti dell'esordio sono uguali a quelli dell'ultima di campionato, non cambiano. E infatti l'ISM, partita bene in campionato, in più si prenota questa semifinale di Coppa Italia. Che è una bella soddisfazione. Esattamente, una bella soddisfazione. Adesso infatti vediamo come ha vinto a Gemona e vediamo anche di seguito, vediamo anche la sfida tra Chions e Virtus Corno. Chions dopo il pareggio nel derby vince contro la Virtus Corno e arriva a una semifinale che per questa realtà è comunque storica. Ci vediamo questi 2 servizi e poi rientriamo in studio. Un tempo a testa a Gemona tra la Gemonese e l'ISM, però passano gli ospiti grazie ai 2 gol segnati nel primo tempo. Ne riuscirà a fare uno solo la Gemonese nella ripresa. Gemonese che parte subito meglio e dopo 48 secondi Pignata prova a sorprendere Furios con un tiro da fuori con la palla che termina a lato di poco. Al 13° subito la prima delle tante belle giocate di Filippo che ubriaca con un doppio passo Carnielutti e lascia partire un sinistro teso che però termina a lato. Al 28° Itala San Marco che passa in vantaggio. Lius della Pietà ruba palla e una volta dentro l'area batte Conchin con un secco diagonale. Al 38° arriva anche il raddoppio per l'Itala San Marco direttamente su calcio di punizione dal limite di San Giovanni. Potrebbe riaprirla subito la Gemonese che al 43° ha la più grossa occasione della prima frazione con De Baronio che da dentro l'area calcia a botta sicura ma l'ex Trangoni si oppone e mette in angolo. La ripresa si apre ancora con un tiro di Pignata della Gemonese dalla distanza con Furios che con difficoltà riesce a respingere. Al 28° arriva il gol della Gemonese. Calcio di punizione toccato per Serafini che lascia partire questo destro che, sebbene centrale, va ad infilarsi alle spalle di Furios. Serafini che 3 minuti dopo, al 31° potrebbe addirittura fare pari e dopo uno scambio con Cadò entra in area lasciando partire questo diagonale che fa gridare al gol. Al 35° Lius della Pietà scatta sul filo del fuorigioco e dentro l'area scarica un diagonale che però trova la respinta di Conchin. Ci prova ancora la Gemonese che, logica conseguenza del suo essere votato all'attacco, lascia questo contropiede all'ISM con San Giovanni che si invola e serve Filippo che da pochi passi mette incredibilmente a lato mancando il colpo del KO. Ma all'ISM può bastare e ora la semifinale col CRAS è certezza.
Chionse e Virtus Corno si sfidano a Villotta per l'approdo in finale di Coppa Italia. Parte attaccando la squadra di mister Vittore. Paciulli col sinistro da buona posizione manda alto sopra la traversa, partenza a razzo dei padroni di casa. Vritz ubriaca di finte De Blasi, poi col destro però non inquadra la porta. Attenzione a questo episodio, l'arbitro annulla un gol alla Virtus per fuorigioco di Pascoletti. Le immagini purtroppo non possono chiarire la dinamica. La Virtus Corno però mette in difficoltà con Banelli la retaguardia giallo-blu, bello il suo destro che finisce fuori non di molto, e poi occasionissima per Paciulli servito dalla sponda di Vritz, lo ipnotizza Kaucic. Vediamo la parata del numero 1 della Virtus, si resta 0-0, il Chions però gioca, attacca e crea occasioni, ancora Paciulli che salta Kaucic, però Zanon sulla linea forse tocca e il pallone finisce fuori, calcio d'angolo. Ancora Chions, tante le giocate dei padroni di casa e da questo episodio matura il calcio di rigore, fallo su Valentini. Purtroppo ancora una volta le immagini non ci permettono di esprimere giudizi. Quello che è certo è che Vritz, a differenza del derby con l'Azzanese, fa gol ed è 1-0. Nella ripresa riparte attaccando la Virtus Corno, ci vuole un attento Guiotto che fa buona guardia. Ancora i ragazzi di Tortoro, attenzione, palla al centro, arriva Pines Carel, traversa, piena di Pines, non ci sarebbe arrivato Guiotto, ormai fermo, impreca l'attaccante in gol domenica con una doppietta contro il Crash, poi il destro al volo dei Valentini, bella la giocata, fuori di poco, ancora Chions, Valentini sulla traiettoria del pallone c'è Paciulli ed è gol, un po' di fortuna, un gol rocambolesco quello di Paciulli, ma è la rete del 2-0 e di fatto la rete che porta in semifinale i padroni di casa. Il finale ancora con Pinescarel che cerca di accorciare le distanze, ma è festa solo per il Chions che raggiunge un risultato per questa giovane società storico. E così festeggiano i tifosi giallo-blu che andranno a incontrare il Cerlin Smuzzane. Allora Mattia, giudizio su, anche un po' dopo le immagini che abbiamo visto, su queste due semifinaliste che vanno ad aggiungersi a Cerlins e Crash. Come vedi queste semifinali? Vedo oggettivamente tra Crash e ISM abbastanza favorita la formazione di gruppo in grande, per la qualità media dei giocatori, per l'esperienza, per il bagaglio, per la capacità di fare la differenza nella singola partita, però è anche vero che in 90 minuti può succedere di tutto. E anche mancano tanti mesi. E mancano tanti mesi, vero anche quello, però forse proprio per quello, che sul Crash lo vedo un pochino in difficoltà, deve un pochino rodarsi ancora, secondo me se mette un po' di benzina nei muscoli e comincia a trovare un pochino la quadratura del cerchio, è ancora la strafavorita. Però l'ISM, come vedi, che si è visto che Gemona ha qualità là davanti. Ha qualità nei singoli davanti, sì, dietro mi preoccupa un pochino, anche se è vero che comunque Trangoni dà abbastanza sicurezza. L'abbiamo visto, ha salvato anche un gol sulla linea. Ha salvato un gol e c'è anche da dire che mi sembra una Gemonese abbastanza, non dico in emergenza, ma comunque gli mancavano parecchi elementi titolari e tutto sommato poteva anche trovare il punto del pari. Su Chions e Virtus Corno, tutto sommato credo che la Virtus Corno possa anche andare bene così, ha fatto una bella figura in Coppa, sta facendo bella figura in campionato. Tortolo, dopo il miracolo sportivo della passata stagione, ha ricominciato con il piede giusto, nonostante tutte le polemiche estive, insomma non stiamo a rimangare una formazione cambiata quasi nella propria totalità. Credo che l'interesse sia più che altro sul campionato. Il Chions da neopromossa ambiziosa ormai lì, secondo me è lecito anche che se la giochi, non tanto magari per arrivare fino in fondo nella fase nazionale, ma quanto per mettere per provarci, no? Per provarci, ma anche proprio conquistare un trofeo, alla fine resta negli anali di una società. Assolutamente. Ieri diciamo che queste qualità dei Paciulli, dei Vritz sono bastate. Andrà in semifinale contro un'altra squadra che di qualità dei singoli ma ne ha da 20. Ne ha tanta davvero. E
ultima battuta, ha ritrovato Gropic e Nismuzzane, che è importante, forse deve ancora capire, deve ancora trovare il ritmo davvero Fuscello, almeno quello che ho notato ieri sera io. Vabbè sì, Fuscello è un giocatore che di tecnica pura è incredibile, che a queste categorie fa la differenza. Se tra virgolette ha voglia di giocare, se si mette in testa che dopo 2 anni in eccellenza deve fare un anno da grande protagonista e vuole ancora aspirare a un certo tipo di palcoscenici, non ce n'è per nessuno. Poi non dimentichiamo che il Chier Nismuzzane ha in panchina un certo Macagnan, uno che comunque ha fatto la Serie C ad ottimi livelli, che magari non avrà più la brillantezza, il fosforo degli anni migliori. Ha preso Paolucci adesso, buono punto, Paolucci tardivo in mezzo al campo. Che non mancano le alternative, insomma. No, direi che può permettersi anche domenica fa giocare qualcuno e magari se mercoledì di Coppa ti interessa tenere a riposo titolare. Noi torniamo fra poco, parliamo di promozione, di Coppa Regione e ci proiettiamo poi al prossimo turno, alla prossima giornata. Restate con noi, il meglio deve ancora venire. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, a Percoto. Coniglio Natura, il coniglio friulano allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le cosce, gli hamburger, la cacciatora e per saperne di più visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura, scegli il coniglio friulano allevato in un'oasi verde. Se cerchi casa, Edil Caomozzo fa il caso tuo. Edil Caomozzo vende e realizza per gli enti pubblici e per i privati. Dalla ristrutturazione alla costruzione completa di case, palazzine, ville a schiera, opere pubbliche. Edil Caomozzo vende direttamente le proprie realizzazioni. Vi seguiremo dal realizzo del progetto sino alla consegna dell'immobile. Edil Caomozzo, una garanzia nell'edilizia fatta da un'esperienza trentennale. Edil Caomozzo è a Precenicco. Telefono 0431 58 60 28. Hai un'azienda edile o sei un privato? Chi ti può fornire tutto, ma proprio tutto il materiale per l'edilizia? Zanutta, nei suoi 5 punti vendita. Zanutta produce anche gabbie in ferro, solai e tette in legno. Da Zanutta avrai una consulenza specializzata in tutti i settori e potrai trovare dai mattoni al cemento, dai rubinetti alle piastrelle, dall'attrezzatura edile alla ferramenta minuta. Zanutta, l'edilizia a 360 gradi. Zanutta SRL, a Muzzana del Trugnano, Carlino, Trieste, Feletto Umberto e Pocenia. E rientriamo dopo la pubblicità, tutto campo il meglio, ogni giovedì alle 20, siamo ripartiti con tutta la programmazione, lunedì, martedì e giovedì sempre alle 20, i nostri appuntamenti con il calcio dilettante, sempre con Mattia Pertoldi del Messaggero Veneto. Adesso dopo l'eccellenza parliamo un po' di promozione, sono giocate tutte le partite di Coppa in questa settimana, vediamo anche i risultati per quanto riguarda la promozione allora con l'aiuto della grafica. Ieri sera le vittorie di
Torre di Prata che ha vinto dopo i tempi supplementari, ha avuto la meglio del Lignano per 3-1, ha vinto il Gravis contro la Spal 2-0, ha vinto il Torre in trasferta 3-1, ha vinto il Flaibano contro il Bania, non è stato semplice ma ha vinto 1-0, netta la vittoria della San Giorgina con il Pro Romance 4-0, tripletta di Etri, un fenomeno sempre più. Torranese Vesna, vittoria in trasferta del Vesna per 2-1, perdono Pro Cervignano e Sevigliano, entrambe per 1-0 contro Juventina e Zaule, a dimostrazione che il derby non ha partorito nulla di buono per entrambe. Però prima ci soffermiamo, Mattia, perché anche tu questa gara l'hai vista, 3-1, abbiamo anche le immagini grazie alla società del Brian, la vittoria del Torre, ma a dimostrazione che i Viola sono una squadra importante e che il Brian lo è, lo diventerà e non lo è ancora o non lo è del tutto? Qual è la tua idea? Intanto abbiamo anche le immagini. Da quello che ho visto ieri il Torre mi ha impressionato. Il Torre mi ha impressionato, squadra quadrata, con qualità, che gioca molto bene a calcio, davanti a un trio tra Giordani, Roman del Prete e Urbanetto che in promozione può fare davvero la differenza, in una partita comunque abbastanza strana. Partito meglio il Torre nei primi 10 minuti, due ottime occasioni, con due mezze imbarcate da parte dei giocatori. Tipo questa, ad esempio. Traversa mi ricordo, onestamente. Ok, non importa, l'importante è vederla. Esatto, e questo dovrebbe essere il gol di Paolucci, vediamo. Sì, e qua era già rimasto in 10 uomini il Torre, scusami, il Brian. Poi si è ripreso abbastanza il Brian, ha avuto due ottime occasioni, prima con Paolucci e poi con Zammarian non sfruttate, cambiato il match al 31esimo del primo tempo con l'espulsione di Maiello per aver fermato Roman del Prete, lanciato in una chiara occasione da gol. Secondo la seconda parte del primo tempo è riuscito, tramite, abbiamo visto il gol di Paolucci, a passare in vantaggio, e poi il secondo tempo un quarto d'ora di apnea totale. Pronti via, il Torre ha messo il Brian nella propria metà campo, e tra il 10° e il 15° la squadra di Percinico ha subito 3 gol, uno fortunoso con una deviazione di Longo su tiro di De Zorzi, poi il 2-1 meraviglioso di Urbanetto, con le bisogna della verità, però un po' troppo solo, e alla fine il 3-1 di Giordani da due passi. Dopo è uscito di nuovo un Brian che vedo in condizione sicuramente migliore rispetto ad inizio stagione, più pimpante, un Buriola che ha fatto molto bene, Durmisci che si sta riprendendo, però è vero che se si vuole puntare in alto o quantomeno, o quantomeno provare a combattere per le posizioni che contano, certe amnesie non possono prendere gol così. Certe amnesie difensive sono abbastanza incredibili per essere una squadra di Barel poi. È questo che mi ha sorpreso parecchio, perché già sullo 0-0 un paio di imbarcate non proprio facili da spiegare, per cui secondo me bisogna lavorare parecchio. Fisicamente li ho visti in crescita, una squadra che sta molto meglio, con dei singoli che possono fare molto bene e che stanno facendo bene, Durmisci piuttosto che Buriola, piuttosto che Paolucci, secondo me è il giocatore in più che ha questa squadra. Se ritrovi dietro un Bivi a livelli importanti, probabilmente qualcosa cambia. Però forse queste squadre come Torre o Cordenons o Fiume Veneto, che adesso è in testa, per esempio, forse hanno qualcosa di più attualmente. No? Il Torre mi sembra più quadrato. È superiore al Brian. Sì, da quello che si è visto ieri sicuramente sì, certo. Vuol dire tanto anche il passato, il pregresso, aver potuto lavorare l'anno precedente. Il Brian ha cambiato quasi tutta la squadra, certo. Quindi ci vuole un pochino il tempo, nel calcio non inventi niente, soprattutto in promozione, in eccellenza, queste categorie qua, in quelle categorie, sì, magari sotto sai poi vivere più in seconda, terza categoria, vivacchi sulla qualità e sulla fisicità di un giocatore. In promozione il Torre ha qualcosa in più, e ti dico la verità, proprio gioca bene a calcio. Fermo restando che è vero anche che la Coppa Regione, sì, per certe squadre che puntano adesso ad andare in eccellenza, ha un valore magari. Barella, la Coppa gli è sempre piaciuta, dai tempi di Palmanova. Però al tempo giocava per la Coppa Italia, no? Non più per quella che è diventata una Coppa Regione, ormai anche per loro, insomma. Sì, la chiami Coppa Italia, ma fondamentalmente è una sì, non è la possibilità di avanzare, ecco. Lì è un regolamento abbastanza astruso a livello nazionale, secondo me. Potevano lasciare semplicemente che la promozione avanzasse come qualsiasi squadra di eccellenza. Ma no, poi voglio dirti, se una squadra di promozione vince la Coppa Italia a livello nazionale, secondo me si merita anche la D.
Sì, infatti. Perché stiamo parlando di andare magari a affrontare squadre siciliane piuttosto che calabresi che con budget infiniti, giocatori professionisti e fanno la lite dei professionisti. Invece loro non permettono questa possibilità del doppio salto. Non l'ho mai capito. Ed è cambiato quindi anche il regolamento qui in Friuli Venezia Giulia, quindi promozione, fa la coppa per conto suo. Sì. Questi sono stati i risultati, abbiamo parlato del Brian col Torre, poi abbiamo visti gli altri di questa giornata, che possiamo anche riproporre con la grafica. Una battuta sulla San Giorgina la facciamo, questo momento d'oro, e su questo Ietri? Beh, Ietri e Max Rossi mi sembrano i due giocatori più determinanti in questo momento. In categoria? In categoria, beh, Max Rossi in promozione. Sì. Non serve neanche che ci stiamo a perdere tanto tempo, è un extraterrestre. Ietri è un giocatore che ha trovato una continuità incredibile. Mi ha sorpreso comunque la debacle della formazione di Cossettini, perché conoscendo un pochino l'allenatore pensavo che 4 peri a San Giorgio non li prendesse, sul resto più o meno mi sembrano risultati abbastanza. Però Procervignano e Cervignano sono partiti male quest'anno. Sono partiti male, è anche vero che la Procervignano giocava a Sant'Andrea con la Juventina, con una squadra quadrata, e che ha giocatori in grado di risolvere le partite con una giocata. Al Sevigliano qualcosina di più da mister Orlando mi aspettavo, questo è vero che non è questa rosa stratosferica a disposizione, però secondo me è una squadra che può salvarsi. Adesso facciamo un'altra pausa a suon di gol, rubrica che ormai va avanti da 3 stagioni, è quella dei migliori gol che potete votare sul sito del Messaggero Veneto. Ogni giovedì, appunto, lo vedete anche nella nostra sigla, noi ripercorriamo le migliori giocate e con questa clip ci sono i gol più belli, i 5 più belli della settimana. Insomma, uno spettacolo che potete vedere su FVG Sport Channel. La clip, i migliori gol del Messaggero Veneto. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care, I love it, I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care, I love it, I don't care. You're on a different road, I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're so damn hard to please, we gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. I love it. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I gol, i 5 migliori, quale sceglierebbe Mattia Pertoldi? A me piace quello di Luca Filippo. Quindi l'hai votato sul sito del giornale dove scrivi? Sì, ho votato il lob di Luca Filippo. Il gol di Filippo, poi potete ancora continuare a votare sul sito www.messaggeroveneto.it il gol che più vi ha stupito. Stiamo rivedendo questo invece è quello che seguo io. La regia è arrivata giusta su quello che preferisco. No, bello, Bidozza, bellissimo, niente da dire. Bido gran sinistro. Però sai, secondo me il gol di Luca Filippo denota non soltanto la qualità del giocatore, ma anche intelligenza, tocco vellutato. Eccolo qua. Dio, San Luigi in difesa non benissimo. Sì, no, per l'amor di Dio, anche, però non si capisce neanche bene dove vada il portiere, però lui arriva lì e giustamente prende l'iniziativa migliore, che non è poi così scontato. No, poi allungando il piede, non da fermo. Bravo. Bravo Filippo, insomma vedremo chi tra questi 5 poi vincerà il titolo di miglior gol di settimana. Ricordiamo che poi alla festa di fine anno, che ormai adesso siamo molto lontani, c'è da lavorare, però c'è Magrini che piange.
c'è tempo, però ogni anno viene premiato anche il miglior gol del Messaggero Veneto alla nostra festa. Questi quindi i gol, e vi ricordo che ogni giovedì poi parleremo anche di personaggi, ci saranno le nostre rubriche, la prossima settimana riparte la rubrica di Dodo Sport legata anche ai migliori gol e ai personaggi che vincono sul sito del quotidiano. Prima di salutarci però il quadro di quello che sarà il fine settimana di FVG Sport Channel di A Tutto Campo. Domenica alle 19:30 vi aspetto il derby a Trieste e tanta promozione. Questo quello che noi proporremo già domenica sera tra servizi e immagini di copertura. Beh, c'è la Serie D con il derby Triestina UFM, poi... Sai cosa vedrei io? Dimmi. Lumignaco Fontana Fredda. Quella lì è interessante, no? Perché è interessante? Perché c'è Tomei che ha rimesso a posto le cose come si diceva, sta provando tra l'altro la difesa a 3 con Borsato interno sinistro, alla Pierini vecchia maniera. Fontana Fredda è una gran bella squadra, il Lumignaco lo stesso ha una rosa che secondo me è molto valida e con un grande allenatore. Sì, ed è un test forse per misurare le ambizioni di Tomei più che del Lumignaco, perché il Lumignaco aveva ambizioni, Tomei le deve riportare reali, no? Diciamo che nella scelta dell'allenatore si è preso secondo me il meglio che c'era sulla piazza. Poi Lumignaco Fontana Fredda, ma poi dicevamo derby, di là del Pordenone che gioca con San Paolo Parvo, la capolista va sempre seguita e noi lo facciamo sempre, c'è questo derby Triestina UFM. Che derby è adesso? Comincia a essere un derby delicato, perché se la Triestina dovesse fare il risultato con l'UFM verrebbe scavalcata a memoria dai ragazzi di Zorati, si sarebbe invischiata in una situazione in cui probabilmente nessuno si aspettava ad inizio stagione, che ha portato alla defenestrazione di Costantini e che diventa difficile sempre da gestire poi per squadre che hanno un certo blasone e certe ambizioni. Una cosa, io lo dico sempre, è se sei pronto ad inizio stagione a misurarti per salvarti, una cosa è se pensi di poter vincere il campionato e poi ti trovi a dover sopravvivere. E chissà, delicato più per la Triestina. Per la Triestina, non sembra niente da perdere, Rocco. Assolutamente. E poi, dicevamo, tanta promozione, c'è... Bello anche Briancamino. Briancamino in anticipo, che noi seguiremo, sarà anche in mostrata integrale domenica. Questa in Coppa Italia e già il cammino mi sembrava abbastanza quadrato, adesso mi sembra che cominciato a segnare anche 8 galli oltre a Mainardis. Quindi... Esatto, però io sottolineo laggiù in fondo, però attenzione, oltre San Giorgina, può diventare interessante per entrambe. Molto. Questo è il programma, Matteo Pertoli sarà dei nostri domenica alle 19:30 per commentare questa giornata, la quinta dei dilettanti, la sesta per quanto riguarda la Serie D. Grazie Matteo. Grazie a te, grazie a tutti voi. Noi ci rivediamo domenica e da ora in poi ogni lunedì, martedì, giovedì alle 20 con A Tutto Campo, il lunedì con lunedì in gol, il martedì con A Tutto Campo Serie D e poi giovedì il meglio. E a proposito del meglio, noi vi proponiamo sempre i gol e vi salutiamo con tutti i gol raccolti nel precedente fine settimana. Grazie a tutti, guardate le giocate, le vostre giocate, alla prossima. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care, I love it, I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care, I love it, I don't care.
70s, but I'm a 90s bitch. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. You're on a different road. I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. I love it. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. I don't care. I love it. I don't care. You're on a different road. I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta